Primo pallone giocato dal Peperino. Partite ora le due squadre entrambe reduci da una sconfitta per il Peperino contro il Cottini, sconfitta che ha interrotto una lunga serie di risultati utili, ben 7 vittorie consecutive e poi il pareggio con la Golbet. De Angelis invece reduci da 3 sconfitte di fila, sicuramente ne hanno peggiorato la posizione in classifica, tanto che adesso De Angelis rischia di essere risucchiato nel pieno della lotta per non retrocedere. Adesso il tiro in porta è la prima parata di Zani. Stiamo sopra! Alfonsi. La manovra in difesa del De Angelis, si appoggiano a Zani. Ora il lancio di Alfonsi direttamente tra le braccia del portiere del Peperino, De Eugenio. Ora Alfonsi. Ancora lui, il pallone che torna, poi si addormenta, gli viene sottratto. Allora Peperino con l'azione sulla sinistra, ancora però palla persa. Porta il pallone Belviso, poi Peperino di nuovo tornato in possesso del pallone. La palla al centro, il controllo, poi il pallone allargato a destra e alla fine il De Angelis risolve la situazione. Ora Meddi ricomincia da Zani, ancora Meddi, la mette dentro, rischia qui un po' il De Angelis. Ancora Meddi con le mani. Girala! Stefano, devi stare meglio. Il pallone lungo verso il numero 9, Aurelio. E poi il calcio di punizione assegnato al De Angelis. Sveglio Daniele! Pronto a battere Alfonsi. Alfonsi va col destro, vola De Eugenio, palla alta sopra la traversa. Pallone lungo verso Aurelio, poi interviene Meddi. Zani con le mani. Alfonsi prova a tagliare il campo, l'anticipo però sale ancora il numero 7 Vertesi. Partita equilibrata in questi primi minuti, ancora poche occasioni, fase di studio tra le due squadre. Meddi per Alfonsi. Alfonsi prova il lancio, intercettato ancora una volta. Dagliela! Anticipa Manuel! Dai Fabri! Tanti errori in fase d'appoggio. Ora si incastra un po' sul pallone Giacinti, glielo tolgono. Cutrupi, il dribbling su Meddi, poi ha la palla sul sinistro, calcia addosso a Giacinti. C'è spazio forse per un tiro in porta, diventa quasi un assist, intercetta ancora Giacinti.
Ancora De Angelis, proprio il pallone dentro per Meddi. Alfonsi rientra sul sinistro, vuole lo scambio, intercettato però. Ma ancora De Angelis. Sempre Meddi. Alfonsi. Il pallone verticale intercettato. Aurelio alla caccia del pallone, buono lo stop, poi forse il mani di De Angelis, di Roberto De Angelis. Bertesci prova il tiro in porta, deviato vicino al gol il Peperino. Ancora il pallone dentro, il colpo di testa, Zani blocca. Assente anche oggi per il De Angelis Massimiliano Minotti, il miglior marcatore della formazione oggi in maglia nera. Qui il fallo su Alfonsi, sicuramente un'assenza pesante. Stai là Manu! Ce l'hai Lorenzo! Fallo! Uno, due, Dudocchi, non portare! Ora azione del Peperino sulla destra, del pallone Meddi. Poi Aurelio, eccolo che riceve, può calciare in porta, la parata di Zani. Poi ancora il tiro alto. Va bene Fabrizio! Fallo! Oh, quando lo vedi, se poi 1-2, mandalo subito! Peperino che si trova nel pieno della lotta playoff attualmente, nonostante gli ultimi due risultati non siano stati delle vittorie. Le 7 vittorie consecutive hanno portato la squadra da una pessima posizione in classifica appunto proprio a lottare per il sesto posto. In questa giornata c'è stato anche lo stop dell'Atletico Fiumicino. Attenzione Alfonsi che finta il tiro, poi rientra sul sinistro. Bel viso, scambio dentro, sarà rimessa laterale De Angelis. Diciamo del pareggio del Fiumicino con l'Alitalia, che sicuramente è risultato gradito agli uomini di Damora. Ora Meddi. Azione del De Angelis che si sviluppa sul lato corto sinistro dell'area di rigore, pallone messo dentro, esce De Eugenio. Dai, sta solo, cazzo! Melis. Poi il lancio è buono dall'altra parte, attenzione all'azione del Peperino. Il tiro in porta, Zani, ancora attento. Dall'altra parte anche il Codo 272 ha vinto un po' a sorpresa contro la Pisana, allontanandosi un po' da tutte le inseguitrici del sesto posto. Dai una mano, Manuel, gli dà fastidio. Qui il lancio di Giacinti, il controllo diventa un assist per Meddi, poi Melis, il controllo mancato. Giacinti, bel viso. De Angelis, solito pallone verticale intercettato, poi però c'è l'errore. Bravo Valerio! Bel viso. Lorenzo arriva, Lorenzo, bravo! Alfonsi manovra con pazienza il De Angelis. De Angelis non fortunato nelle ultime giornate, 2 sconfitte, soprattutto quella con la Roma
di misura, in cui forse avrebbe meritato di più. Attenzione adesso al tiro in porta, deviato, quasi scavalca De Eugenio. Il calcio d'angolo alto, la conclusione tentata da Cioffi, ancora calcio d'angolo De Angelis. Sempre Alfonsi a battere, respinge De Eugenio, rimane in attacco il De Angelis. Attenzione, entra in area di rigore, ancora Giacinti, poi fermato dalla difesa del Peperino che adesso prova il contropiede. Intercetta Alfonsi, ancora Alfonsi, prova a tirare. Ora con la manovra riparte il Peperino. Bertesci. Poi il cross, il colpo di testa. Vicino all'1-0 il Peperino. Dai ragazzi! Valerio! Ora la manovra Peperino, qui c'è il fallo. Aurelio prova a girarsi, appoggia dietro. E poi la chiusura di Belviso. Melis prova a girare dall'altra parte. Belviso. Giacinti se la cava bene, ancora Belviso. Alfonsi. De Angelis manovra bene dietro, manca qualcosa però negli ultimi 20 metri. Peperino che per ora riparte soprattutto in contropiede. Seguilo! Tutti a fermarli, gliela dava seguilo! Dai a te! Dai a Cristofer! Qui il fallo di Alfonsi che concede una buona punizione a Cutrupi. Valerio! Come dentro sul portiere! Perché il portiere Cutrupi e Mellis sul pallone. Parte Mellis col destro, bassa e va in porta. 1-0, Peperino calcio 8. La punizione rasoterra su cui Zani non è potuto arrivare. Ora Alfonsi prova a cercare direttamente la porta. Belviso. Ora Alfonsi, passa per Falconi. Poi Giacinti. De Angelis che dopo un buon inizio si trova sotto nel punteggio. E adesso il calcio di punizione per il fallo su Cioffi.
Fabrizio! Oh! 3 in barriera per De Eugenio. Alfonsi direttamente proprio sulla barriera, poi Giacinti, salvata sulla linea la conclusione di Giacinti. Ancora Alfonsi a battere il calcio d'angolo. Quelli fuori! Quelli fuori! Alfonsi alza il pallone allontanato. Ancora Giacinti che prova col piatto. Time out Peperino. Rimessa a fondo! Fabri, tira fuori, per favore. Come fare insieme a cosa? Riparte il Peperino dopo il time out. Ha rischiato negli ultimi minuti il pareggio il Peperino dopo il gol trovato da Mellis sul calcio di punizione. Tutto buono per l'arbitro. Allora Alfonsi scodella il pallone. Ora Giacinti attaccato da Aurelio, torna indietro da Zani. Zani ancora da Giacinti. Giacinti cerca un compagno, lo trova in Belviso, se ne va a Belviso. Poi prova il cross, ma il pallone è uscito secondo l'arbitro. Dietro qua. Siamo un passo sempre. Giacinti dall'altra parte verso Roberto De Angelis. De Angelis fa partire il cross. Troppo alto per tutti, controlla De Eugenio. Ancora Giacinti di testa, poi Belviso, 3 colpi di testa consecutivi. Poi Falconi, Zani, Giacinti. Poi qui volevano un passaggio indietro, quelli del Peperino. De Angelis alza un altro pallone, attenzione perché passa, poi De Eugenio lo chiama e lo fa suo. Vai solo prima. Qui possibilità di contropiede per il Peperino. Aurelio prova ad andare sul sinistro, guadagna comunque una rimessa. Melis ha spazio per il tiro, ci pensa, poi lo fa partire. È buono Zani, controlla con lo sguardo. Stiamo sopra, andiamoli sopra. Ora si lotta a centrocampo, la meglio il Peperino. Cotrupi sbaglia, poi prova a recuperare. Falconi, Belviso attaccato, gli toglie il pallone il difensore del Peperino. Poi Alfonsi. Vamos!
Esce, palla al piede il Peperino, Aurelio. Vede dall'altra parte Cutrupi, non riesce a trovarlo col passaggio. Falconi prende una botta, sarà calcio di punizione. Altra chance ora per Alfonsi quando entriamo nel 21esimo minuto del primo tempo. Pronto Alfonsi, ancora lui, ancora Barriera. Meno bravo del solito nelle conclusioni oggi Alfonsi, almeno per ora. Poi Giacinti col sinistro, para ad Eugenio. Calcio d'angolo, colpo di testa di Eugenio, la controlla coi piedi, poi lascia. Qui il fallo di Belviso, sarà calcio di punizione per il Peperino. Valerio! Occhio raga! Una pezza Stefano, una pezza! Battuto il calcio di punizione, ma troppo forte, né un tiro né un cross. Alfonsi attaccato da due, se la cava. Attenzione a Aurelio che ha un po' di spazio, poi c'è poi dietro a Cutrupi, vuole lo scambio, interviene Meddi, ancora Cutrupi davanti Meddi, alla fine il raddoppio di Falconi gli sottrae il pallone. E forse una gomitata su Cioffi, poi un altro scontro tra Falconi e Vertesci. Di nuovo Alfonsi e ancora Barriera, ma con la mano è stato fermato il pallone, allora avrà un'altra opportunità Alfonsi. Guarda il portiere, arbitro!
Ancora Alfonsi allora, stavolta prova il passaggio, l'azione, bello lo schema del De Angelis, poi Giacinti, dopo i vari tentativi in cui non è riuscito a trovare la porta, Alfonsi ha cercato di arrivarci grazie ai compagni, ancora lui, il passaggio, Giacinti rientra sul destro, calcia, De Eugenio, si salva il Peperino, poi ancora il tiro in porta e stavolta non può nulla De Eugenio, Cioffi con il tapin da 2 passi, pareggia 1-1. Pareggia proprio allo scadere allora il De Angelis. Ora vediamo se il Peperino riesce a riportarsi in vantaggio prima della fine del primo tempo. E è proprio così, Cutrupi la fa girare, Zani non può neanche tentare di arrivarci. 2-1. Finisce così il primo tempo, 2 gol nel giro di pochissimi minuti, 2-1 Peperino. Primo pallone del secondo tempo per De Angelis come al solito, prova il tiro in porta Alfonsi. Però può ripartire il Peperino. De Eugenio. Si fa vedere Mellis, è più alto però adesso il pressing del De Angelis che ha trovato il pareggio. Attenzione qui all'azione, è il 3-1, il Peperino segna proprio allo scadere del primo tempo e poi proprio all'inizio del secondo si porta sul 3-1. Il gol di Flavio Campanella. Blackout del De Angelis che ha trovato il pareggio apparentemente proprio quando non c'era più possibilità per il Peperino di rimediare nel primo tempo, invece il gol immediatamente realizzato dagli uomini di Damora e poi adesso la doccia fredda il secondo tempo, Peperino che da un possibile 1-1 riparte da 2 gol sotto, Falconi di testa, poi esce De Eugenio, la respinge, si scontra con un compagno spinto però dall'attaccante avversario. La possibilità di contropiede per il Peperino. Il pallone dentro, il tiro in porta e 4-1. Partita che si ribalta nel giro di pochissimi minuti da un possibile pareggio alla ondata del Peperino che dilaga 4-1. Ora si fa dura per il De Angelis che ha perso completamente l'inerzia della partita. Di fatto 3 gol subiti quasi senza accorgersene, 3 tiri in porta consecutivi, seppur separati dall'intervallo. Qui Roberto De Angelis la mette dentro, salta Falconi, spinge però. Ora prova a farsi vedere Campanella, può puntare Roberto De Angelis, invece lo scambio veloce
partito con un altro passo il Peperino in questo secondo tempo. Poi il tiro in porta che non impegna Zani. Qui Alfonsi subisce un colpo, si continua. Pensa bene. Falconi si gira, subisce fallo. Vediamo se andrà ancora Alfonsi, che finora non ha fatto benissimo. Calcio da fermo, sì, sarà lui a calciare. Fino a questo momento molti tentativi sulla barriera per Alfonsi, che va di nuovo, stavolta supera la barriera ma colpisce un avversario, anzi un compagno. Campanella. S'alza il vento nel frattempo sul Ciriaci. Qui lotta Pomella e subisce fallo, anzi no, lo commette. Alfonsi, Mendy, dietro da Zani. Roberto De Angelis, lancio in aria, poi ancora Alfonsi. Prova a vedere sul pallone Pomella, Mendy. Mendy verticale, occhio perché passa Cioffi, la mette dentro col sinistro, non può arrivarci però il compagno. Tra Peperino con Giovannetti, poi De Eugenio esce con i piedi, trova Campanella, Giovannetti, scambio veloce, Pomella sbaglia però lo stop. Va bene, va bene. Giacinti, De Angelis, controllo di petto, ha bisogno di un gol a breve il De Angelis per riaprire la partita. Bravo Cianca! Bravo qui! Occhio Flavio! Dai, troppo lungo, Fla, serve, Fla! Fammi ancora loro! No, ce l'hai già! Stai zitto, pure da una passata. Falconi. Zani. De Angelis. Tu passi adesso, vai a piazza pallone, vai Fabrizio! Dai, roba tua Fabrizio! Esci su! Alfonsi prova a cercare spazio, poi lascia, pensa bene, Falconi. Si passa di nuovo da Giacinti. Mellis. Poi Alfonsi. De Angelis che tiene il pallone ma non riesce a essere pericoloso qui. Allora prova a inventare qualcosa Alfonsi. Giovannetti. Cambia! Giancarlo! Ora Fabrizio Giovannetti. Vai, Dall'altra parte per Lorenzi. Giovannetti. Ancora lui riceve il pallone. Allarga su Campanella. Poi Giovannetti prova il taglio dentro, è buono. Occhio a Pomella che però non può calciare. Arriva prima a Falconi. Vieni largo, Flavio, al centro. Fabrizio, dai stretto sul 10, appiallo subito lì. Subito. Falconi con le mani.
Sì, siamo fuori. Scala Lorenzo! De Angelis. Allineati! Ora Alfonsi con la spalla, poi Fabrizio Giovannetti. Ludocchi, rapidi, dalla ricomincia a partire. Campanella. Ancora Christopher, falla Cutrupi. girare. Ora buona la manovra del Peperino che poi però sfuma per l'errore di Giovannetti. Meddi, Falconi. Ora dietro da Meddi che poi prova a cercare Cioffi. Intercetta bene il pallone Lorenzi. Poi l'errore di Lorenzi nel controllo, si mette un po' in difficoltà, se la cava però il Peperino. Lorenzi, Campanella, poi Pomella è solo davanti a Zani che però esce e anticipa il numero 23. Sale Giacinti, Cioffi deve girarsi, lo ferma Fabrizio Giovannetti. Cambia! Il contropiede Peperino si fa vedere Campanella, è circondato però il compagno, non può servirgli il pallone. Occhio, chiusi, Ora sale Belviso, poi Pomella va a chiudere Giovannetti. 10 minuti del primo tempo, Peperino in vantaggio 4-1, De Angelis che non riesce a rendersi pericoloso con continuità davanti. Giovannetti, Pomella prova lo scambio, riesce. Cutrupi ha il problema di girarsi, poi va col sinistro. Zani la blocca a terra. Sopra, Cristo! L'ha tirato! Marco 11. Giovannetti. Oh, me devi dire i minuti, Attenzione perché viene trovato davanti alla porta Cutrupi. Zani bravissimo a fermarlo. Ancora, damogli fastidio. Ora sale Meddi, arriva fino al centrocampo, poi sbaglia. Lorenzi se ne va anche proprio su Meddi e alla fine chiude Giacinti. Falconi, Giacinti si inserisce, serve De Angelis che fa partire il cross. Ancora Giacinti, manca il pallone, De Eugenio la fa sua, guarda verso Pomella, poi sceglie di non servirlo. Ruba palla, Daniele pensa bene. Falconi. Poi De Angelis che crossa ma dove non c'è nessuno. La manovra in difesa del Peperino. Poi Pomella si inserisce come al solito Campanella. Bravo Giacinti a intervenire. La rimessa con le mani. Pomella
prova a fare la sponda e poi c'è il gioco pericoloso di Kutrupi. Cioffi pensa bene, poi Giacinti, lancio di Giacinti intercettato, Giovannetti, poi attenzione a Pomella, è davanti a Zani, Zani lo ferma, anzi è Pomella a sbagliare, calcia fuori. Time out Peperino adesso. Aurelio, Fabrizio Giovannetti, quando mancano circa 9 minuti alla fine del secondo tempo, De Angelis ancora sotto di 3 gol che sono arrivati davvero in rapida successione, 3 tiri sostanzialmente consecutivi tra primo e secondo tempo, partita che altrimenti era stata molto equilibrata. Ora Aurelio, Fabrizio Giovannetti, Peperino che adesso mantiene abbastanza saldamente anche il controllo del gioco. Giacinti, attaccato, prova a difendere il pallone, adesso sono in 2, c'è anche Pomella, se ne va a Giacinti, poi cade a terra senza fallo. Meddi, pensa bene, Falconi, Meddi, trova Cioffi, Cioffi rientra sul destro, fermato, guadagna comunque il calcio d'angolo. Pronto a battere De Angelis. De Angelis, il pallone alto, arriva a Falconi, però controlla ma non può calciare in porta. Aurelio se ne va bene con la finta di corpo, ancora Aurelio, attenzione perché ha un compagno largo a destra, poi prende forse un colpo, sì è così. No, è la prima volta che vi faccio a voi, quindi.
pronto a calciare Aurelio e lui essersi procurato il calcio di punizione. Zani in calcio d'angolo. Falconi, ultimi minuti per le speranze del De Angelis. Bravo, ma dai, dai una mano su sta tre quarti, dai. 19 sul cronometro adesso. Ha bisogno la squadra di Roberto De Angelis di un gol per rimettere in discussione l'esito della partita. Semplice. Pomella, Giovannetti cercava Aurelio. Meddi, Falconi. E va Lorenzi con il sombrero, poi Aurelio. Peperino che si difende attaccando. Pomella con il fisico supera Giacinti, poi non trova il tempo per il tiro. Giacinti è lui che può far ripartire l'azione. Ani, subito! Hai fatto il movimento fatto bene a scappare, dai, ma vedi che ci stai. Libera sta testa, sta sereno. Falconi. Pensa bene, va col destro, bravo De Eugenio. Ora Giacinti, prova anche lui, palla che si spegne larga sul fondo. Ultimi 4 minuti di gioco, Peperino saldamente in vantaggio. Gira semplice. Eccolo, fallo andare, mandalo. Manu! Ora comincia a piovere sul Ciriaci. Vediamo se accelera le operazioni il De Angelis. È uscito Alfonsi a metà secondo tempo, non è più rientrato. Sicuramente una delle principali armi offensive col suo destro. Ora la rimessa a fretta Roberto De Angelis. Giacinti al pallone sul sinistro, trova il compagno in area, attenzione al tiro e accorcia le distanze di De Angelis. 4-2, mancano 3 minuti alla fine della partita. Fabrizio Giovannetti. Vediamo se ci sarà tempo per un assedio finale del De Angelis che ha bisogno di 2 gol. Vieni a dare una mano, se devo sacrificare, dai. Falconi. Dietro verso Meddi. Dai su, mandala sopra! Ora con più convinzione il De Angelis, vediamo che ci crede il tiro di Eugenio, ancora in rimessa laterale. Ci crede il De Angelis. Giacinti, il palleggio poi per Roberto De Angelis, pallone che si impenna, protegge Giacinti. Cioffi.
Cioffi la mette dentro, Giacinti fermato senza fallo, però secondo l'arbitro rimane a terra Giacinti. Pomella allunga il pallone di testa, esce Zani, il pallone alto, ha preso un colpo anche il giocatore del Peperino. Se ne va Falconi, Falconi prova il numero, poi insiste nell'azione, pensa bene, la mette dentro, che a troia. Sì. E allora finisce qua la diretta. Oh no. Giacinti. L'azione del De Angelis, ormai solo il recupero, 2 per la precisione segnalati adesso dall'arbitro. Giacinti. Neddi, Falconi. Poi il pallone alto. Ancora un minuto per le speranze di Angelis, che però ormai sono ridotte davvero al lumicino. Ora ampissimi gli spazi avanti. C'è Aurelio completamente solo, eccolo servito. Pomella in mezzo, Aurelio vuole andare sul sinistro, Zani, calcio d'angolo, chiude in attacco il Peperino. Non rischia, serve a cazzo, ma cammino, non serve a niente, lo tieni là, come arriva gli schiavi. Pallone dentro che passa, 5-2 con Pomella per il Peperino, che chiude così la partita. Probabilmente adesso si attende soltanto il fischio dell'arbitro. Brava De Angelis, un ultimo attacco con Giacinti, lo scambio con Cioffi. E fischia adesso il direttore di gara, 5-2 Peperino che ritrova la vittoria. De Angelis invece sconfitto, è la quarta consecutiva.